All'ascolto, buon pomeriggio, siete collegati col comunale di Mussomeli dove tra qualche istante avrà inizio l'incontro di calcio che vede di fronte la squadra locale del Mussomeli e il Campobello di Licata. Naturalmente ci riferiamo al campionato di seconda categoria, campionato nel quale la squadra locale del Mussomeli ha all'attivo 13 punti, mentre il Campobello di Licata si trova in zona promozione grazie ai suoi 19 punti. Incontro quindi abbastanza difficile per i locali rossoblù che si trovano di fronte a una delle protagoniste di questo campionato. La partita è iniziata da qualche secondo e noi diamo lettura subito delle formazioni delle squadre a disposizione dell'arbitro Cirone di Palermo. Il Mussomeli scende in campo con Loconte Ricotta Canalella, Bella Alessi Lo Monaco, Arnone Volante Valenza, Noto e Misuraca. In panchina per il rossoblù, accanto all'allenatore Raviotta, il portiere di riserva Piccica, quindi con il numero 13 Alessi, con il 14 Mistretta, con il 15 Intilla, con il 16 Nola. Il Campobello di Licata risponde con Lauria, Incorvaia, Scrimali, Falzone, Brancato Progna, Borzellino, Tripodi, Falzone, Pinto e San Filippo. La squadra ospite subito in avanti nel tentativo di sbloccare il risultato è il Mussomeli che si disimpegna con ordine in difesa. Una buona cornice di pubblico fa da contorno a questo incontro che si disputa oggi 17 dicembre 1989, ultima settimana autunnale. Di quest'anno. La giornata è abbastanza buona, il terreno di gioco in discrete condizioni se si eccettuano alcune zone del campo che sono bagnate da pozzanghere che stanno ad indicare che in questi giorni si è avuto un tempo abbastanza inclemente su quasi tutta la Sicilia con abbondanti piogge. Ma veniamo all'incontro, viene avanti il Campobello di Licata con Tripodi, errato disimpegno dei giocatori di Licata e quindi rimessa che viene assegnata alla squadra del Mussomeli. Ricotta con le mani per Noto che serve Bella, viene avanti il centrocampista del Mussomeli, ancora Noto, lungo lancio in avanti che intende servire Valenza che arriva sulla palla, opera il cross, occasione per il Mussomeli e Misuraca viene anticipato dalla difesa ospite. Quarto minuto di gioco, risultato ovviamente sullo 0-0, lancio in avanti dei giocatori rossoblù e due giocatori mussomolesi e precisamente Valenza e Mistretta si trovano in posizione di offside. Calcio di punizione già battuto dai giocatori del Campobello che provano a venire in avanti, interrotta la trama offensiva. Noto, un buon suggerimento di Misuraca per il centrocampista rossoblù. La difesa ospite a buon gioco e manda la palla in calcio d'angolo. Primo calcio d'angolo della partita che giunge al quinto minuto di gioco. Varato il cross basso, Misuraca sulla palla. Allontana la difesa ospite. Azioni confuse sul cerchio del centrocampo, poi si disimpegna il Campobello, ma il Mussomeli ancora a venire in avanti sulla fascia sinistra. Gioco un po' confuso, quindi calcio di punizione per il Mussomeli che l'arbitro fa ripetere perché la palla era in movimento.
Battuta la punizione in avanti e posizione ancora di fuorigioco di 2 avanti rossoblu, prontamente rilevata dal signor Cirone di Palermo e conseguente calcio di punizione per il Licata. Lauria in avanti con le mani per Falzone, viene avanti il mediano dei bianchi, quindi c'è un tocco di Misuraga che manda la palla in fallo laterale. L'arbitro assegna però un calcio di punizione che viene battuto da Scrimali in avanti. Si disimpegnano gli ospiti con questo lancio in laterale che non viene capito dal terzino Scrimale e quindi la palla si perde in fallo laterale. Mistretta indietro per Ricotta, quindi Valenza di tacco in una zona morta del campo, a buon gioco la difesa ospite con Incorvaia che manda però la palla fuori dal rettangolo di gioco. Alessi in avanti, Valenza sulla palla, viene anticipato di testa da Falzone, quindi Bella, Noto, buono questo inizio di partita da parte del centrocampista rossoblu. Bell'anticipo intanto del numero 6 Lomonaco e azione che viene fermata dall'arbitro, ancora per fuorigioco. Lungo lancio di Brancato in avanti, mezzo liscio della difesa rossoblu, poi l'arbitro interviene ed assegna un calcio di punizione per il Campobello di Licata per un intervento scorretto ai danni della difesa ai danni dei giocatori del Campobello di Licata e precisamente del centravanti Falzone. Insidioso calcio di punizione al limite dell'area, il portiere Loconte dispone la barriera, primo pericolo dunque per la squadra rossoblu quando siamo giunti all'8° minuto di gioco. Vediamo gli sviluppi di questa azione, parte il calcio di punizione e il Campobello di Licata va in vantaggio. Battuto a sorpresa questo calcio di punizione, un po' ferma tutta la difesa rossoblu, portiere compreso che forse era ancora intento a sistemare gli uomini in barriera, e Campobello di Licata che va in vantaggio con il suo centravanti Falzone. Inizia male questo incontro per i giocatori locali, colpiti a freddo da questo calcio di punizione battuto con astuzia dal centravanti del Campobello, e quindi partita che si presenta in salita per i giocatori di Raviotta, allenati da Raviotta. Ricotta in avanti, salta Misuraga, quindi c'è una rovesciata a centro dell'area da parte di Mistretta, la palla si perde sul fondo. Il Mussomeli ha provato subito a reagire dopo il gol, c'è stato questo lungo lancio in profondità, salta Arnone, quindi Ricotta, palla per Misuraga, in avanti per Valenza, anticipato. No, la fanno una buona tattica del fuorigioco i giocatori del Campobello di Licata, non ci cascano gli avanti rossoblu e per poco la squadra locale non ha l'opportunità di poter rendersi pericolosa. È ancora il Campobello che viene in avanti, passaggio laterale, opportunità di cross da parte dell'attaccante dei bianchi, palla che
a giudizio dell'arbitro ha oltrepassato la linea di fondo e quindi si riprenderà con una rimessa per il Mussomeli. Misuraca sulla palla, appoggia lateralmente per un proprio compagno, quindi Arnone anticipa il proprio controllore, appoggia lateralmente ancora Noto, in avanti per Valenza, anticipato il centravanti rossoblu, a giudizio dell'arbitro fallosamente, si riprenderà con un calcio di punizione per il Mussomeli. Sulla palla Volante e Alessi, c'è libero Ricotta lateralmente, vediamo Alessi, appoggio per Ricotta, tiro di Ricotta abbastanza sbilenco e fischia l'arbitro ancora per una posizione irregolare di Valenza. Battuta la punizione e Lauria si appresta al rinvio. Con le mani per Progna. Falzone in avanti per il terzino Scrimali. Prova ad andare via Scrimali, viene fermato da Alessi che poi subisce fallo, fischia l'arbitro, calcio di punizione per il rossoblu. Loconte in avanti con le mani per Ricotta, prova l'affondo il terzino del Mussomeli, c'è un fallo laterale per l'intervento di San Filippo. Misuraca allontana Scrimali, lo Monaco liscia la palla dando una nuova opportunità per i giocatori locali, per i giocatori ospiti. Si chiude però la difesa del Mussomeli e Loconte può rinviare. Noto fa sua la palla, quindi lancia sulla propria sinistra Volante, in avanti ancora per Arnone, buona opportunità per i giocatori rossoblu, in avanti Arnone, scambia ancora con Volante, indietro per Noto che appoggia molto bene ancora per Volante, interviene la difesa ospite, l'arbitro dice che l'ultimo a toccare la sfera è stato il giocatore rossoblu Volante, quindi si riprenderà con una rimessa dal fondo. 12° minuto del primo tempo, il risultato è di 1-0 per il Campobello di Licata. Noto per Arnone in avanti alla ricerca di Valenza, allontana la difesa, ancora Noto. Buona la prestazione del centrocampista mussomolese, almeno in queste prime fasi dell'incontro. Quindi Alessi in fallo laterale. Scrimali in avanti per Pinto, buona azione della mezzala dei bianchi, palla troppo lunga, a buon gioco Alessi che imposta per il Mussomeli ancora sul Ricotta, lancio di Ricotta molto buono per Misuraca, cross pronto dell'ala sinistra rossoblu e la difesa si salva in calcio d'angolo, secondo tiro dalla bandierina per il Mussomeli. È il terzino Ricotta che si incarica della battuta. Si piazzano i colpitori rossoblu in aria, parte il cross, salta di testa
Valenza. Il portiere Lauria non ha difficoltà ed interviene sul debole colpo di testa del centravanti rosso-azzurro. Cincischiano un po' a centrocampo i giocatori locali, dando la possibilità al Campobello di Licata di venire in possesso della palla, o quantomeno di alleggerire l'azione offensiva delle Mussomeli, che sta cercando di spingere per recuperare la rete di svantaggio. C'è una rimessa con le mani e quindi un intervento falloso di un avanti del Campobello, con conseguente calcio di punizione per il rossoblù. Valenza stoppa a centrocampo, serve indietro per Bella, ancora Valenza alle prese con Tripodi. Va via Valenza, potrebbe appoggiare per Ricotta, così è, avanza il terzino rossoblù, cross fuori misura e palla che si perde sul fondo. Non riesce a trovare il Mussomeli sbocchi alla propria azione offensiva. Si chiude abbastanza bene la difesa ospite. Il Mussomeli comunque comincia a prendere le misure agli avversari e prova ad impostare con Ricotta per Alessi in avanti per Arnone. Lateralmente il servizio intendeva servire Ricotta, comunque il Mussomeli ancora in possesso di palla, buona la posizione di Valenza, opportunità per i giocatori del Mussomeli, molto bene Valenza, opportunità di tirare ed è gol. Malgrado l'intervento di Lauria, Valenza è riuscito a portare in parità le sorti di questo incontro, che già dall'inizio sembrava compromesso per i giocatori locali. Quindi Valenza ha sfruttato alla perfezione questa ottima occasione che gli si è presentata e dopo aver superato con una finta il proprio controllore ha trafitto il portiere ospite Lauria, che invano ha tentato di intervenire sulla conclusione del centravanti rossoblù, intercettando invero la sfera, ma la stessa è terminata in fondo al sacco. Si riprende quindi con la situazione di parità, il risultato di 1-1 grazie alle reti messe a segno da Falzone su calcio di punizione e da Valenza qualche secondo addietro. San Filippo di testa in avanti per Falzone, allontana la difesa del Mussomeli, ma è ancora il Campobello di Licata che prova a venire in avanti. Interrotta l'azione dei giocatori ospiti, il Mussomeli che si disimpegna con ordine. C'è Ricotta che lancia in mezzo in una zona del campo dove non ci sono compagni. Serie di batti e ribatti e palla che termina in fallo laterale, in vano rincorsa dal centrocampista Tripodi. Ricotta per Noto, indietro per Alessi, ancora Noto, Bella che lascia la palla Misuraca, in avanti ancora per Noto, dialogano bene i giocatori rossoblù, forse c'è un fallo di mano dei giocatori del Campobello di Licata, l'arbitro non se ne avvede, quindi la palla che verrà rimessa in gioco dai bianchi di Campobello e precisamente da Tripodi, che poi lascia l'incarico al proprio compagno Scrimali, che serve Lauria. Lungo il rilancio del portiere,
c'è Alessi sulla palla, appoggio per Ricotta, Lo Monaco, Arnone che viene servito da Noto, ancora Noto, buona la prestazione del centrocampista, ci sembra il più in forma dei giocatori rossoblù, ancora Noto, possibilità di tiro, palla sul piede buono, però Noto colpisce troppo di esterno e la sfera termina fuori dal rettangolo di gioco. Effettuata la rimessa, vantaggio di Scrimali. Intervento in gioco pericoloso da parte di Noto e punizione per il Campobello. Temporeggiano i giocatori ospiti, effettuato il calcio di punizione, c'è il colpo di testa della difesa rossoblù, quindi Arnone che prova a venire in avanti, Noto, molto bene per Misuraka, si sgancia Ricotta, ecco che viene servito da Bella, intercetta con la mano Scrimali, calcio di punizione già battuto, palla ancora per Ricotta, buona la finta del terzino rossoblù, possibilità di cross, evita il ritorno dell'avversario, effettua il cross e poi Bella che opera un tiro dalla distanza, la palla si perde ancora sul fondo. Dobbiamo dire che la squadra locale ha reagito abbastanza bene al gol incassato inizialmente, sta ora cercando di portarsi in vantaggio, di venire in avanti e soprattutto di prendere in mano il dominio del gioco. Favorita in ciò dalla buona giornata del centrocampista Noto, che arriva su quasi tutti i palloni e cerca di smistarli per le punte, Valenza e Misuraka. C'è adesso un calcio di punizione per il Mussomeli sulla linea mediana del campo. Volante in avanti, lungo, salta Misuraka, palla che viene rincorsa da Arnone. Alla meglio il numero 10 Pinto, poi Misuraka tenta il recupero, ma sono ancora i giocatori ospiti in avanti, fermati da questo intervento di Bella che lancia ancora Misuraka, interviene il difensore ospite Scrimali, la palla termina in calcio d'angolo, ma l'arbitro ha rilevato un'azione irregolare da parte del numero 11 rossoblù e quindi ha assegnato il calcio di punizione per gli ospiti. Ventesimo minuto di gioco, il risultato, lo ricordo, è di 1-1. Prova a venire avanti il Campobello, Lo Monaco in vantaggio, serve il terzino Ricotta che non riesce a tenere però la palla in campo, ci sarà quindi una rimessa con le mani ad opera di Pinto. Salzone opera il cross, allontana la difesa del Mussomeli, c'è un giocatore a terra ed ecco che interviene l'arbitro permettendo l'ingresso in campo dei massaggiatori. Effettuato il rilancio da parte del portiere del Mussomeli, senza esito il calcio di punizione per gli ospiti.
Volante in avanti, cerca di servire Arnone, palla che si perde in fallo laterale, la rimessa è per i giocatori rossoblù. Bella sulla palla, cross in avanti, liscia la difesa, opportunità per Valenza che colpisce ed è gol! Il Mussomeli inaspettatamente in vantaggio, un errore della difesa ospite. Valenza che si è trovato in buona posizione, ha colpito la palla di spalla ed ha insaccato inesorabilmente nella porta del Campobello, quindi Mussomeli inaspettatamente in vantaggio grazie a questo svarione difensivo della difesa ospite. È il risultato ribaltato nel giro di 25 minuti. Era cominciata male la partita per i giocatori di Raviotta, i quali non hanno perso la testa, hanno reagito con veemenza, dobbiamo dire, e hanno raddrizzato dapprima il risultato con Valenza e poi lo stesso Valenza, grazie ad un errore difensivo degli ospiti, ha insaccato portando in vantaggio la propria squadra. E dobbiamo dire che il Mussomeli, grazie a questo risultato, se così dovesse finire la partita, tanto c'è un calcio di punizione concesso dal signor Cirone, che in questo caso ha ignorato la norma del vantaggio, infatti la palla era terminata sui piedi di Valenza. Dicevo, il Mussomeli che in classifica ha 13 punti con una partita in meno, ha l'opportunità di rilanciarsi nella corsa verso la promozione, soprattutto superando un avversario che ha ben 6 punti in più e che è in piena corsa per la vittoria di questo campionato di seconda categoria. Seguiamo gli sviluppi di questo calcio di punizione, gran botta del giocatore Volante, palla che si perde di poco, alta sulla traversa della porta difesa da Lauria. Ancora pericoloso il Mussomeli in questa circostanza, non si chiude la squadra di Raviotta, continua a venire in avanti e a creare nuove occasioni da gol. Arnone intanto lavora la palla a centrocampo, serve per il terzino Ricotta, in avanti impreciso il lancio del giocatore, ci riprova, servizio per Arnone, intervento in gioco pericoloso del terzino in Corvaia e calcio di punizione per il rossoblù. Ancora nuova opportunità per il Mussomeli, favorevole la posizione, abbastanza centrale per la battuta. Ricordiamo che il Mussomeli annovera nelle proprie file dei buoni tiratori. Abbiamo visto poco fa Volante colpire, prova a sorpresa il servizio Arnone verso un proprio compagno, precisamente verso Misuraga, che però per l'occasione si fa trovare in posizione di offside e quindi sfuma questa azione. Il Campobello in avanti con Tripodi, lancio per Falzone, si gira Falzone, non colpisce la palla, la recupera però, viene avanti sulla fascia, opera il cross, allontana la difesa del Mussomeli, ancora nuovo contropiede con Valenza, buona possibilità, entra in aria il giocatore, viene spinto solo davanti al portiere, si fa parare la conclusione, ottima occasione per arrotondare il risultato, ancora sui piedi di Valenza, questa volta il giocatore rossoblù non ha la necessaria lucidità per poter concludere a rete e si fa parare il tiro da Lauria. Ancora grossissima opportunità per il Mussomeli, sventata in extremis dal portiere ospite con un'uscita alla disperata sui piedi del goleador rossoblù. Ricordiamo che Valenza ha messo a segno tutte e due le reti. Parte il calcio d'angolo
allontana la difesa, quindi fischia l'arbitro, calcio di punizione per il Campobello. Sulla palla Borsellino, viene fermato, si riprenderà con una rimessa con le mani per il Mussomeli. (32esimo minuto di gioco), il risultato, lo ricordo, è di 2-1 per il rossoblù grazie alla doppietta di Valenza che ha fatto seguito al gol iniziale di Falzone. In verità sta dimostrando di avere timori reverenziali la squadra di Raviotta nei confronti di questo Campobello, che invece ha dimostrato fino a questo momento di essere una squadra abbastanza quadrata in virtù dei 19 punti in classifica, quindi una serie pretendente alla vittoria. Pericoloso retropassaggio per Loconte, che anticipa Falzone e quindi può effettuare la rimessa. Controlla bene la palla questa volta il difensore Lomonaco. Osserva che la stessa termini fuori dal rettangolo di gioco e quindi si riprende con Ricotta, che propone questa nuova azione offensiva. Lancio per Valenza, che raggiunge la palla, cerca di servire di tacco Misuraka, intercetta però la difesa del Campobello. Sprecano tutto però i giocatori ospiti con questo lancio impreciso. Con le mani Ricotta per Bella, colpo di testa all'indietro, intercetta Pinto, scambia con Falzone, tentativo di cross, alla meglio la difesa del Mussomeli, finta di Misuraka molto buona all'indirizzo di Valenza. Misuraka Ricotta in avanti per Misuraka, c'è ancora una respinta e palla nuovamente in fallo laterale. Alessi. Valenza, buon controllo di palla, sbaglia però il lancio per Bella, allontana la difesa e Falzone può impostare per i suoi. C'è Lomonaco, pasticcia un po' Lomonaco, Falzone trattenuto in aria. Vediamo le decisioni del direttore di gara. Punizione per il Mussomeli. Ricotta, Bella, in avanti ancora per Misuraka, ha la meglio il numero 6 Progna, che appoggia al proprio portiere. Punizione per gli ospiti. C'è stato un intervento poco ortodosso da parte di Noto, conseguente calcio di punizione già battuto. Palla per Tripodi, lateralmente per Incorvaia, ancora Tripodi. Prova a venire in avanti la squadra ospite, c'è un buon lancio, operato il cross, a buon gioco la difesa del Mussomeli, che può disimpegnarsi con questo appoggio a Loconte. Colpisce Incorvaia su Misuraka, palla in fallo laterale.
Valenza lascia l'incombenza Ricotta, batte male il terzino mussomalese, invertito il fallo laterale, Tripodi lateralmente per il terzino Scrimali che guadagna un fallo laterale. In avanti per Falzone, Giovanni Falzone, ricordiamo ci sono due Falzone nella squadra del Licata, e precisamente il numero 4 Giovanni Falzone, il centravanti Carmelo Falzone. Noto intanto vede libero Arnone, lo serve, in avanti molto bene per Ricotta, ancora indietro per Arnone, penetra in aria il giocatore del Mussomeli, viene spinto, l'arbitro non abbocca, plateale il volo dell'ala destra mussomelese, protesta il pubblico, ma sinceramente non ci sembra che ci siano stati gli estremi per il calcio di rigore. Intanto il Campobello che opera in avanti con Tripodi, buon lavoro del centrocampista del Campobello, quindi passaggio per Pinto, prova in avanti Pinto, servizio molto buono e palla che viene messa in calcio d'angolo dalla difesa del Mussomeli. Terzo tiro dalla bandierina per il Campobello di Licata, già effettuato. Allontana la difesa del Mussomeli, Valenza alla rincorsa del pallone, carica irregolarmente in corvaia, l'arbitro assegna il calcio di punizione per gli ospiti. Otto minuti al termine della prima frazione di gioco, il risultato, lo ricordo, è sempre di 2-1 per il Mussomeli. Viene avanti il Campobello di Licata, buona opportunità per i giocatori ospiti, allontana però la difesa con Alessi, quindi Bella che prova a servire Valenza, goffo intervento del numero 5 Brancato e palla che si avvia in calcio d'angolo. Guarda il centravanti Valenza che, oltre ad aver messo a segno le due reti che permettono alla squadra locale di condurre questo incontro, si è mosso abbastanza bene creando non pochi grattacapi alla difesa ospite. Il solito Ricotta dalla bandierina, allontana la difesa con Pinto che prova a lanciare Falzone, anticipato dallo Monaco. Tre giocatori del Mussomeli in fuorigioco, fischia l'arbitro, si riprenderà con un calcio di punizione. Progna per Pinto, fronteggiato nell'occasione da Misuraka, ancora Pinto e Misuraka tocca per Bella, Bella ancora per Noto, Noto vicino a sé Misuraka, interviene però Falzone, Giovanni Falzone allontana, palla ancora per Pinto, San Filippo si allarga sulla sinistra per avvantaggiare Falzone, ma ancora la difesa locale a buon gioco, la palla però termina in calcio d'angolo, già battuto. Prova il Campobello di Licata con questo cross indirizzato verso San Filippo, colpisce di testa Ricotta due volte, quindi sulla palla Tripodi, operato il cross, azione confusa nell'area del Mussomeli, poi fischia l'arbitro ed indica una posizione irregolare di un avanti del Campobello, si riprenderà quindi con un calcio di punizione per il Mussomeli. Quattro minuti al termine del primo tempo, Mussomeli 2, Campobello 1. Alessi in avanti, volante,
tocca per Valenza, prolunga la palla Valenza in una zona del campo dove non c'è nessuno dei suoi compagni, può intervenire il portiere Lauria con le mani verso Brancato, in avanti per Incorvaia, anticipato da Valenza con un fallo di mano. L'arbitro indica che deve essere battuto un calcio di punizione. Progna in avanti, all'indirizzo di San Filippo che scivola in una zona del campo un po' proibitiva, quindi esce bene dalla difesa Ricotta, ma è Pinto che gli mette la palla in fallo laterale. Alessi, palla per Noto che viene ostacolato fallosamente da Tripodi, calcio di punizione per il Mussomeli. Misuraca lateralmente per il libero Ricotta, opera il cross Ricotta, esce il portiere Lauria, ma l'arbitro rileva ancora una posizione irregolare di Arnone e quindi comanda il calcio di punizione per il Campobello di Licata. 3 minuti al termine della prima fase di gioco, risultato positivo per la squadra locale, mentre pasticciano ancora i giocatori del Campobello, regalando un fallo laterale al Mussomeli. Un po' di nervosismo in campo nelle fila dei giocatori ospiti. Ne approfitta il Mussomeli per riproporre questa nuova azione offensiva. Palla per Valenza, controlla Valenza in palleggio elegante, potrebbe operare il cross in rovesciata, va a chiudersi tra due avversari, subisce forse fallo, comunque l'arbitro assegna la rimessa ancora al Mussomeli. Bella con le mani per Ricotta, al volo Ricotta opera questo cross, la palla che viene deviata e resa pericolosissima dal vento e dà anche l'illusione del gol, gridano i tifosi, ma la sfera è terminata alta sopra la traversa della porta difesa da Lauria. Ogni tanto gira ti guardi, no? Contrato Borsellino in fallo laterale, rimessa per gli ospiti. Scrimali con le mani in avanti per Pinto, tra due avversari viene fermato, viene avanti Arnone, opera un lancio per Misuraca, quindi ancora Arnone, tiro dalla distanza di Arnone, pronto, è piazzato per il portiere Lauria, può intercettare, l'arbitro puntualissimo fischia la fine dei primi 45, Mussomeli 2, Campobello 1, ci risentiamo nella seconda parte dell'incontro. E su queste suggestive immagini dell'Etna che impera un po' su tutta la Sicilia, che è visibile anche da Mussomeli grazie alle buone condizioni meteorologiche, dell'ottima visibilità, sta per iniziare il secondo tempo di questo incontro di calcio che vi ricordo è terminato nella prima frazione con il punteggio di 2-1 per i rossoblù di Mussomeli. Battuto il calcio di inizio, prova il Mussomeli subito ad andare in avanti. Mi sembra che non ci siano state delle variazioni negli schieramenti rispetto ai primi 45 minuti di gioco. Io vi rileggo le formazioni delle squadre.
Il Campobello di Licata si ripresenta con Lauria in Corvaia Scrimali, Giovanni Falzone, Brancato Progna, Borzellino, Tripoli, Carmelo Falzone, Pinto e San Filippo. Il Mussomeli risponde con Loconte Ricotta Canalella, Bella Alessi Lo Monaco, Arnone Volante Valenza, Noto e Misuraca. Pinto con le mani in avanti, riceve la palla di ritorno, imposta per i suoi, c'è il terzino Scrimali che serve in avanti, lontana la difesa del Mussomeli, quindi ancora Pinto, il faro della squadra del Campobello. Si disimpegna il Mussomeli con Arnone. Buona l'azione dei rossoblù, che vengono poi fermati dai giocatori del Campobello, che provano un'incursione con San Filippo. Ottimo il tiro di San Filippo e splendida la risposta del portiere Loconte, che intercetta la conclusione dell'ala sinistra degli ospiti e salva il risultato. Prodezza di Loconte sulla improvvisa conclusione al volo di San Filippo, ma è ancora il Campobello di Licata con Pinto, che ha un malinteso con il proprio compagno Borzellino, e l'azione quindi si perde sul fondo. Non deve il Mussomeli chiudersi in difesa, deve cercare di coprire gli spazi a centrocampo e di avanzare il raggio della sua azione. Non ci sta naturalmente il Campobello a lasciare punti qui a Mussomeli. Osserviamo questa ripresa del gioco con Alessi. Di testa Arnone, sbilanciato, calcio di punizione per i giocatori locali. Buone le prestazioni di Valenza nella squadra del Mussomeli, un po' di tutti i centrocampisti. Ha il suo da fare in Corvaia ad anticipare il centravanti Valenza. Evidentemente la guardia che Brancato aveva montato su Valenza non è risultata abbastanza efficace, quindi l'allenatore ha provveduto a cambiare le marcature. Intanto Valenza opera un cross, interviene il portiere Lauria e fa sua la palla. Dicevamo delle difficoltà incontrate dallo stopper Brancato, che non è riuscito a mettere il guinzaglio a Valenza, che ha messo a segno tutte e due le reti per il Mussomeli. Ancora in avanti il Mussomeli con questo lancio. Erano in sospetta posizione di fuorigioco sia Valenza sia Arnone, comunque l'azione sfumata. Quindi Misuraca che si trascina la palla fuori. L'arbitro dice che la rimessa è per il Mussomeli. Bella, scambio con un proprio compagno, operato il cross, allontana la difesa ospite, ma è ancora il Mussomeli pericoloso in avanti con Ricotta. Palla per Valenza che sfiora di testa, recupera la sfera Arnone, opera il controcross, allontana ancora Pinto, interviene Alessi di testa, palla per Noto, lateralmente per Arnone, prova a lanciare Volante Arnone, la palla raggiunge il centrocampista del Mussomeli, ma la difesa ospite nell'occasione con San Filippo mette la palla in calcio d'angolo. Primo corner della ripresa, quando sono passati 5 minuti dall'inizio dei secondi 45. Il Mussomeli
si è presentato abbastanza pericolosamente nell'area avversaria. E ancora favorevolissima occasione per i giocatori rossoblù, liscia la palla di testa Arnone, ma Valenza ancora lui sfrutta alla perfezione un cross di Ricotta e insacca di testa, tripletta del goleador mussomolese, veramente scatonato quest'oggi, non ha sortito alcun effetto, neanche il cambiamento di marcatura che ha operato l'allenatore del Campobello di Licata, mettendo alle costole dello scatenato centravanti mussomolese in corvaia. Valenza ha ancora una volta, grazie alle sue doti di opportunista, sfruttato questo cross alla perfezione operato dal piede di Ricotta e ha messo, diciamo per così dire, sicuro il risultato, fissandolo sul 3-1. Non dovrebbero esserci a questo punto più problemi per il Mussomeli, anche se rimangono da giocare ancora 38 minuti di questo incontro. Non vediamo come il Campobello di Licata possa operare la rimonta, anche perché il Mussomeli continua a macinare gioco, a venire in avanti, ad impostare. Ora c'è un'azione fallosa di Valenza e danni di Corvaia, in Corvaia, qualche screzio tra i due. L'arbitro li richiama verbalmente, quindi Pinto, il migliore dei suoi senza dubbio, prova ad impostare per la sua squadra. C'è un colpo di tacco di San Filippo a vantaggio di Falzone, quindi ancora Pinto, onnipresente questo giocatore. Buono slalom di Pinto che viene però fermato ai limiti dell'area e anche ai limiti del regolamento. L'arbitro dice di proseguire, quindi il numero 13 Alessi. Esce il portiere Loconte ad anticipare un incerto Lomonaco e fa sua la palla. Abbiamo visto in campo il numero 13 Alessi. Evidentemente negli spogliatoi c'è stata una sostituzione. Cerchiamo di vedere chi è stato il giocatore sostituito. Diciamo che con il numero 13 gioca Giuseppe Alessi, che ha preso il posto probabilmente dello spento Borzellino. Intanto il gioco è fermo, c'è un'ammonizione ai danni di un giocatore rossoblù, non ne riusciamo a distinguere. E addirittura l'arbitro ora estrae il cartellino rosso e manda anzitempo negli spogliatoi Giovanni Falzone, che aveva protestato più del dovuto sull'intervento falloso dei difensori mussomelesi, e l'arbitro lo spedisce negli spogliatoi. Partita che si fa ancora più in salita per i giocatori del Campobello di Licata, che si trovano costretti ad affrontare questi restanti 35 minuti di gioco in 10 uomini. Svolta dunque della partita al 10° del secondo tempo, con l'espulsione di Giovanni Falzone per proteste, e quindi Campobello di Licata in 10. Pinto batte il calcio di punizione, c'è Alessi che rinvia, il Campobello che si butta in avanti, la palla è per Alessi, San Filippo solo ed è gol. Accorcia le distanze il Campobello di Licata, rimettendo in discussione un po' il risultato. Ancora imbambolata la difesa del Mussomeli su questo scambio degli avanti del Campobello, e il risultato messo ancora in discussione da questo gol di San Filippo. Quindi partita che va sul 3-2. Avevamo forse parlato un po' in anticipo sul risultato di 3-1
considerando la partita un po' chiusa, anche perché c'era stata l'espulsione del giocatore del Campobello di Licata che adesso gioca in 10 uomini, quindi ritenevamo, anche grazie alla buona prova offerta dai giocatori rossoblù, che il risultato non potesse essere messo più in discussione. Invece, pronto a smentirci San Filippo, ha insaccato inesorabilmente su una ingenuità difensiva delle Mussomeli. Il Campobello sull'abbrivo prova a buttarsi ancora in avanti alla ricerca disperata del gol del pareggio. Seguiamo gli sviluppi di questa azione, cross in aria, esce con sicurezza e blocca il portiere Loconte. In Corvaia intanto viene ostacolato fallosamente da Valenza, calcio di punizione per il Campobello. Non ci sembra per nulla rassegnata la squadra ospite al risultato che la vede soccombere in questo momento. Sta operando il massimo sforzo per riequilibrare le sorti di questo incontro, che a 10 minuti dalla ripresa sembrava abbastanza compromesso, però bisogna dire che al Mussomeli potrebbero offrirsi dei larghi spazi per operare in contropiede e trafiggere la squadra ospite. Ancora cross in aria, esce Loconte, blocca sicuro, allontana la sfera, Valenza la stoppa, quindi in possesso di palla Arnone. Brutto fallo di Scrimali che merita l'ammonizione. Infatti l'arbitro, vediamo, che estrae il cartellino giallo e giustamente ammonisce il difensore del Campobello di Licata per questo brutto fallo ai danni di Arnone, che si stava buttando in avanti nel tentativo di sfruttare questa azione di contropiede. Calcio di punizione per il Mussomeli, va Volante alla battuta, cross di Volante, troppo lungo, ma c'è Misuraca che si gira molto bene. Il portiere Lauria però è attento e blocca in plastico volo. Ancora un calcio di punizione per i giocatori ospiti, già battuto da Pinto, per il nuovo entrato Alessi. E ancora gioco fermo, questa volta si dovrà riprendere con una punizione per il Mussomeli. Valenza sulla fascia sinistra, alle prese con Incorvaia, alla meglio il terzino ospite, appoggia indietro al portiere. Pinto, indiscusso dominatore del centrocampo, porta avanti palla molto bene, va a chiudere Alessi. L'arbitro rileva una irregolarità da parte del centrocampista dei biancoazzurri ed assegna il calcio di punizione per il Mussomeli. Alessi per Bella, c'è libero e riceve Ricotta sulla destra. In avanti lungo Alessi, respinge la difesa ospite. Palla che però non può essere tenuta in campo da Borzellino e quindi con le mani Volante per Bella, va via Bella, Arnone liscia la palla, ancora Volante, Valenza in fuorigioco, l'arbitro rileva la posizione irregolare del centravanti mussomelese e comanda il calcio di punizione per il Campobello di Licata. 15° minuto della ripresa, risultato di 3-2 per il Mussomeli, che con Volante prova a venire in avanti, fermata l'azione
ancora pericoloso il Campobello, questa volta lo Monaco a buon gioco su Tripodi e l'arbitro comanda il calcio di punizione per il rossoblù. Lungo lancio intanto che intende servire Arnone, Incorbai appoggia indietro al proprio portiere. Mussomeli ha l'opportunità di poter agire in superiorità numerica, dovrebbe cercare di sfruttare questa superiorità. Vediamo adesso pericolosamente in avanti il giocatore numero 14 Mistretta che opera il cross, intercettato dalla difesa ospite. Facciamo a fare un'intervista a Jerry. Si riprenderà il gioco con una rimessa con le mani che sarà operata da Volante. Abbiamo visto in campo Mistretta che ha preso il posto di uno spento Misuraka. Il Mussomeli quindi ha sostituito l'ala di manovra Misuraka con Mistretta che ha più doti di centrocampista che di punta, un giocatore dotato di una notevole tecnica individuale, capace di mettere in difficoltà da solo qualsiasi difesa. Intanto illigata con Borzellino, noto di testa serve Mistretta, pronto il lancio di Mistretta che intende servire Arnone, problematico stop di Arnone che viene caricato fallosamente, l'arbitro dice che si può proseguire per la norma del vantaggio. C'è un'azione un po' scorretta con qualche discussione tra i giocatori Ricotta e Falzone. Nulla di particolare, si riprende con una rimessa con le mani, la palla per Valenza in aria, prova a servire un proprio compagno Valenza, c'è Volante, buona tiratore, intanto Mistretta che viene anticipato dal portiere Lauria. Si offrono larghi spazi al Mussomeli per poter penetrare nelle maglie della difesa ospite. E ancora svarione dei difensori mussomolesi con possibilità per Borzellino che viene anticipato dallo Monaco in fallo laterale. Supera elegantemente Bella, però non supera Alessi, il Mussomeli può ripartire, errato disimpegno di Alessi e palla che non può essere tenuta in gioco da Mistretta. Scrimali per Borzellino, in avanti per San Filippo, ancora Scrimali, cross senza pretese, palla in fallo di fondo. Ricotta. Va via bene Ricotta, lancio per Valenza che di testa prolunga in direzione di Mistretta, anticipato, quindi Borzellino in avanti per Scrimali che appoggia su Pinto, lateralmente per Progna, ancora Pinto, molto buona l'azione del centrocampista del Campobello. Chiude in tackle scivolato Bella, palla che termina in fallo laterale. Mussomeli è rimasto un po' scioccato dal gol del Campobello, stenta a trovare il bandolo della matassa, c'è il solo Ricotta che generosamente porta avanti palla, cerca di servire un proprio compagno, lancio fuori misura, può intervenire Lauria.
da quando il Campobello è in 10 uomini ha moltiplicato i suoi sforzi e il Mussomeli non è riuscito ad approfittare della situazione. Intanto Valenza prova con un tiro in diagonale, la palla termina però fuori. Fallo di Noto, calcio di punizione per il Campobello. Ventesimo minuto di gioco, il risultato di 3-2 per il Mussomeli, quando Volante opera questo rinvio per Valenza che è solo, appoggia molto bene per Mistretta che termina in posizione di fuorigioco. Valenza opportunamente non serve il proprio compagno, poi sbaglia tutto. Ne approfitta Ingorbaia per allontanare, cercando di servire San Filippo, anticipo di Alessi che rilancia su Noto, stop di Noto che viene avanti in progressione, opportunità per il Mussomeli, contropiede di Noto che viene trattenuto per la maglia da Ingorbaia, calcio di punizione per il rossoblù. Caparbia azione di Noto che in progressione ha provato ad infilare la difesa ospite, è dovuto ricorrere al fallo il numero 2 Ingorbaia per trattenere Noto che ormai era lanciato verso la porta di Lauria. Va alla battuta del calcio di punizione Valenza, rinvia la difesa del Campobello, Volante si avventa sulla palla, colpisce male la sfera che termina però in fallo laterale. E intanto il Mussomeli che viene in avanti, attenzione, bisogna concludere da solo l'azione, la conclude molto bene il nuovo entrato Mistretta con una personalissima azione, riesce a rubare la palla all'avversario, ad involarsi tutto solo verso la porta difesa da Lauria che nulla può, viene scavalcato da una finta dell'attaccante mussomelese e quindi ristabilite le distanze con i 2 gol di scarto. Mussomeli 4, Campobello di Licata 2. Quando siamo giunti al 25esimo minuto di gioco della ripresa, il Mussomeli con il risultato in pugno e non dimentichiamo che i giocatori rossoblù sono in vantaggio numerico. A questo punto vediamo cosa farà il Campobello. L'indomita squadra di Licata a questo punto dovrebbe abbassare la guardia, tentare il tutto per tutto, sottoporsi chiaramente a dei contropiedi. Intanto ancora pericolosamente in avanti con Pinto, chiude alla disperata Alessi e mette la palla in calcio d'angolo. Terzo tiro dalla bandierina della difesa effettuato e ancora calcio d'angolo per la respinta della difesa del Mussomeli. Parte il tiro dalla bandierina, c'è un rimbalzo, la palla termina in fallo di fondo. Lungo rinvio di Ricotta, preda dei difensori del Campobello. Quindi serie di batti e ribatti.
Alessi che prova a lanciare Valenza, anticipato da Incorvaia, ancora Incorvaia di testa, fallo del centravanti rossoblu e calcio di punizione per il Campobello di Licata. Ancora pericoloso il Licata con il Campobello di Licata, allontana la difesa del Mussomeli, il solito Pinto, ma il Mussomeli ancora che ha l'opportunità di venire in avanti, lanciato in contropiede, c'è Valenza che può ricevere la palla, ecco Valenza potrebbe smistare per Mistretta, Valenza tenta la conclusione personale per il quarto gol. Personale appunto, e sfuma l'occasione per il rossoblu. Ottima opportunità per il Mussomeli, sprecata da un pizzico di egoismo da parte di Valenza, che avrebbe potuto servire il liberissimo Mistretta che si era delineato sulla sinistra. Il centravanti rossoblu ha preferito concludere in porta per la facile parata di Lauria. (15 minuti al termine della partita), c'è Valenza in fuorigioco, l'arbitro ignora la posizione del giocatore che tenta un pallonetto dalla distanza, indietreggia il portiere Lauria e non si fa sorprendere. Avrebbe potuto forse proseguire la sua azione solitaria Valenza, ma il giocatore evidentemente a questo punto è un po' stanco. Intanto Noto ci prova, ha un rimbalzo della palla sfavorevole e la sfera termina tra le mani del portiere. Dicevamo che a questo punto sta cominciando a vedersi la differenza numerica in campo, in quanto al Mussomeli si offrono ampie possibilità di poter sfruttare il contropiede e di poter presentare qualcuno dei suoi uomini da solo davanti al portiere ospite. Bene, il Mussomeli ha avuto già 2 di queste occasioni che purtroppo non sono state sfruttate dai propri avanti. Intanto si ostacolano i difensori del Campobello, c'è un incidente al terzino Scrimali che si ostacola con un proprio compagno, viene colpito duramente, poi è il capitano Incorvaia che frena l'azione degli attaccanti mussomolesi che ormai stavano per andare avanti da soli verso il portiere, e viene ammonito dall'arbitro il capitano Incorvaia. Sale a 3 dunque l'elenco degli ammoniti nel taccuino del signor Cirone di Palermo, più l'espulsione, lo ricordiamo, ad inizio di ripresa del numero 4 Giovanni Falzone. Si rialza intanto Scrimali, nulla di grave fortunatamente, e si riprende con il calcio di punizione per il Mussomeli. (33 minuti di gioco), Ricotta in avanti, c'è fallo di Valenza. L'arbitro fischia e riparte Progna. Ricotta, Valenza, Bella, fallo di mano di Borzellino e calcio di punizione per il Mussomeli.
Sulla palla Alessi. Noto. In avanti per Bella che cerca di servire Valenza, intercettato il suo passaggio, ma è volante, quindi Noto allontana ancora una volta la difesa. Ospite, e lo Monaco può appoggiare tranquillamente indietro al portiere Loconte. Loconte con le mani per Ricotta che nell'occasione si è spostato a sinistra. Lancio per Mistretta, anticipato dal numero 11 San Filippo. Si scaldano un po' gli animi in campo, soprattutto negli spalti. Volante opera la rimessa per Bella. Indietro per Noto, ancora Bella, prova la conclusione Bella, senza difficoltà Lauria. Il solito Pinto sul calcio di punizione in avanti, fermato l'invito da parte di Bella, ma viene avanti San Filippo, contratto bene questa volta dallo stopper Alessi. Quindi Valenza, volante, viene avanti a lunghe falcate, c'è libero e riceve Mistretta, altra possibilità per il Mussomeli, superato il portiere, si va a chiudere però Mistretta, può recuperare la difesa e quindi guadagnare un calcio di punizione. Grossa occasione per il Mussomeli che avrebbe potuto arrotondare il risultato. Mistretta non è riuscito a superare il portiere avversario e quindi la difesa ha potuto recuperare. Trentasettesimo minuto di gioco della ripresa, Mussomeli 4, Campobello 2. La squadra di Raviotta si avvia a conquistare questi 2 punti entro le mura amiche, 2 punti che la porterebbero a quota 15 e che con una partita da recuperare metterebbero i giocatori rossoblù di nuovo in corsa per la promozione. Borsellino intanto prova in avanti, ma c'è il sicuro rinvio di Ricotta che prova a lanciare Valenza alle prese con il capitano in Corvaia che ha la meglio e guadagna un calcio di punizione. Pinto, Borsellino, in Corvaia, errato il lancio per Dainotto e quindi il Mussomeli con volante. Bella, Valenza, ancora per Bella, troppo lungo il lancio, interviene Progna e appoggia il proprio portiere. Lo Monaco per Mistretta, controlla il centrocampista del Mussomeli, appoggia per Volante. Valenza anticipato ancora, commette fallo il capitano rossoblù, calcio di punizione già battuto. San Filippo supera un avversario, può appoggiare in avanti dove Ricotta però fa buona guardia e spazza in fallo laterale. Fallo di Noto, calcio di punizione per il Campobello. Dainotto sbilancia il proprio controllore
poi si trascina la palla fuori dal rettangolo di gioco, c'è quindi la rimessa per i giocatori locali. «40 minuti di gioco, 5 minuti al termine di questa partita ormai saldamente in pugno dei giocatori rossoblù. Volante supera 3 avversari, quindi serve Noto, palla per Valenza, c'è il libero Bella, Valenza appoggia in avanti per un improbabile scatto di Mistretta e sfuma l'azione dei rossoblù. Volante ancora, che sta venendo bene fuori alla distanza. E guadagna un fallo laterale su Scrimali. Partita che ormai non ha più niente da dire. Mussomeli che si avvia a conquistare questi 2 punti. C'è Bella che prova da lontano senza difficoltà per Lauria. Svarione intanto da Inotto in posizione buona e salva ancora Loconte in uscita disperata. Il nuovo entrato da Inotto si era trovato sui piedi la palla per il 4-3. È stato bravo Loconte a chiudergli lo specchio della porta e ad intervenire di piede. 41esimo della ripresa, Mussomeli 4, Campobello 2. Pinto sulla palla, tra 2 avversari riesce a servire un proprio compagno, ma c'è l'anticipo di Ricotta, quindi Volante che sposta irregolarmente Scrimali, calcio di punizione. Pinto tenta di servire Scrimali, l'arbitro dice che il calcio di punizione deve essere ripetuto. Parte il cross di Pinto, sfiora la palla di testa Tripodi e c'è il fallo laterale per il Mussomeli. La gente ormai comincia a sfollare. 3 minuti al termine dell'incontro. Mussomeli ha meritato di vincere questa partita. Ha dimostrato di essere una squadra abbastanza quadrata, di non perdere la testa dopo il gol incassato al freddo, dopo pochi minuti di gioco sul calcio di punizione. Ha reagito, è riuscito a riequilibrare le sorti dell'incontro con Valenza, a portarsi in vantaggio su uno svarione difensivo ancora con Valenza, a mettere a sicuro il risultato sempre con Valenza all'inizio della ripresa. Poi si è un po' adagiata la squadra di Raviotta incassando il gol del 3-2, ma con il nuovo entrato Mistretta ha messo a tacere le ulteriori velleità dei giocatori del Campobello, che peraltro hanno dovuto affrontare quasi tutta la ripresa in 10 uomini, e a riportarsi in vantaggio con quei 2 gol di scarto che ci consentono di poter ritenere chiusa la partita quando ormai mancano solo 2 minuti al termine dell'incontro. Si aspetta ormai il fischio dell'arbitro Girone di Palermo. Buona dobbiamo dire la direzione di gara dell'arbitro, che ha rilevato con prontezza
tutte le azioni viziate da fuorigioco e ha sedato sul nascere tutte quelle azioni che potevano creare qualche problema per i giocatori. Forse è determinante l'espulsione per proteste del numero 4 Falzone, che in un certo senso dobbiamo dire ha agevolato i giocatori rossoblù che si sono trovati a giocare per 35 minuti circa in superiorità numerica. San Filippo intanto a centrocampo fa un buon lavoro, serve Pinto che gli restituisce la palla, viene avanti l'attaccante del Campobello servito da Inotto, che però non ha un felice controllo e quindi il Mussomeli può ripartire con Noto per Bella. Tempo al mio cronometro ormai scaduto. C'è questa rimessa di Deinotto, allontana di testa Alessi. Si aspetta il fischio dell'arbitro, che ha il tempo però di ammonire Valenza, che protesta, non sappiamo per quale motivo, forse ha richiesto all'arbitro di controllare il cronometro. Brancato intanto è pronto per rimettere in gioco la palla con le mani. Brancato che nel primo tempo ha marcato Valenza, ha avuto il suo da fare, non è riuscito a fermare il giocatore rossoblù, che ha messo a segno ben 3 delle reti che consentono al Mussomeli di condurre questo incontro. Il capitano Incorvaia si è incaricato di marcare il difensore rossoblù, l'attaccante rossoblù nella ripresa, ma anche lui ha dovuto constatare le doti di opportunismo del centravanti del Mussomeli, mattatore in questa giornata con 3 gol. Pensiamo che questa sia l'ultima occasione per il Campobello, questo calcio d'angolo che va a battere Pinto a tempo ormai scaduto, parte il cross, salta San Filippo e l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi. Mussomeli che a sorpresa si impone con il risultato di 4-2 sul Campobello di Licata, squadra che occupa la seconda posizione nel campionato di seconda categoria. Cesare Di Bartolo, che ha condotto la cronaca, e Peppe Piccica, che era l'operatore di ripresa, vi ringraziano e vi augurano la buona sera.